Amici di SpawnRiver.biz, Spawn River Biz Channel, ben ritrovati all'ottava puntata dell'Isola che galoppa, la rubrica online di approfondimento per quanto riguarda il galoppo sardo. Parleremo, analizzeremo tutto ciò che è stato il convegno, l'ultimo della riunione estiva all'ippodromo di Sassari, che si è svolto giovedì 13 agosto con la disputa del Criterium Turritano, che ha visto protagonista Calaginepro, il Palio dei Candelieri con Bunora dell'Algher, il Nino Calvia con Batuman che trionfa, uno sguardo anche a Follonica per quelle che sono state le tre prove che hanno preceduto il Ferragosto, e poi faremo anche un cadeau al signor Luigi Carli, che ha trionfato in Francia insieme al suo Angelo della Bayer. Quindi una puntata interessante, molto incentrata come sempre per quanto riguarda le vicende dell'Anglo-Arabo Sardo, ma io partirei subito per vedere la corsa clou del convegno turritano dell'intera estate, il Criterium per cavalli di pura sangue inglese di 2 anni sulla distanza classica dei 1500 metri, dove c'era un nutrito plotone da parte del team Cotu che schierava la favorita Sappalambrosa, Calaginepro e Burattina Cool, mentre di contro c'era la scuderia San Giuliano con Daphne dell'Algher, la debuttante Daori e Bora. Qui siamo già nella prima piegata, dove Calaginepro con in sella Alessandro Fiori prende decisa la testa della corsa. Ricordiamo che Calaginepro era la sua seconda uscita in carriera, aveva debuttato sui 1000 metri, quindi era inedita anche ad affrontare questo contesto, ovvero con 2 curve, 1500 metri, ma la cavalla si è espressa alla grande. Qui sono addirittura opposte alle tribune con Calaginepro sempre davanti, a tiro Sappalambrosa che all'interno Lori Rittoni, Burattina Cool, cerca di rimanere a contatto anche Bora dell'Algher. Più staccati gli altri quando i cavalli imboccano la piegata di fondo, con Calaginepro che inizia a essere richiesta da Alessandro Fiori, Sappalambrosa, e lì sembra che ha ancora tanto da spendere. All'esterno c'è Burattina Cool, aveva perso qualcosa qua Lori Rittoni, e all'esterno anche Bora dell'Algher che allarga forse un po' troppo. 200 finali, Calaginepro lungo lo steccato, vola decisa verso la meta, ma impensierita da nessuno. Qua stacca facile la figlia di Clodovil per la portacolori del signor Giuseppe Solinas, e va a trionfare anche abbastanza bene su una positiva Lori Rittoni, mentre delude un po' le attese Sappalambrosa, e al quarto ha chiuso Bora dell'Algher. Rivediamo anche il replay lungo di questo arrivo della retta finale del Turritano, dove si può apprezzare la bella progressione di Calaginepro, quindi come detto una figlia di Clodovi e Cioio, o Coglio che dir si voglia, la mamma è una figlia di casamento, fu acquistata scelta dal signor Giuseppe Solinas, che aveva confidato tanto su Clodovil, e quindi è stato premiato. Poi lo sentiremo raggiante nel dopo corsa. Per Alessandro Fiori si tratta del secondo successo personale in questa competizione, il primo arrivò nel 2015 in groppa a BB e Toni, mentre questa connection Fiori Cotu Solinas aveva trionfato nel 2015 con Calaluna nel Criterium sardo. Quindi tante coincidenze, tra l'altro BB e Toni era la stessa scuderia di Lori Rittoni, che questa volta questa connection si è vista battuta. Quindi complimenti a tutti per Antonio Curto, l'ennesimo successo. Adesso non ricordo quanti siano esattamente, però Murraniedda, Campo Russa, Nistedda, l'ultimo l'aveva vinto con Sardegna Mia nel 2016. Per quanto riguarda Clodovil, un'altra curiosità è il secondo successo nel Turritano. Il primo fu 10 anni fa, credo, sì, era nel 2010, con Murraniedda, anche lei figlia di Clodovil, quindi 2 femmine. Ci andiamo a sentire le impressioni di Alessandro Fiori e quelle di un soddisfatto Giuseppe Solinas. Grazie Soli, grazie. Alessandro Fiori, Sempre mai. porti a casa il Criterium Turritano, mi sa, per la seconda volta dopo Calaluna con questi colori. Sì. Giusto? No, Va bene, era anche di fanno, vabbè, comunque cambia niente poco. comunque no, parto bene, provo ad andare davanti perché corre a 1000 metri, 20 mm, grazie.
faccio un'andatura regolare, in fondo non mi chiappano più. Senti, prima partita. Faccio il peso. Intanto ci sono anche le indicazioni per la premiazione. Senti, sei andata davanti prima partita, ha vinta. Caraginepro è andata davanti, ha vinto 1500 di sasso, è un po' la Ma sai, è una pista scorrevole, una pista che dove prendi posizione arrivi sicuro. Complimenti. Grazie mille. Giuseppe Solina, sei colori di Calaginepro, una vittoria alla vigilia un po' insperata, perché il Sappa Lambrosio si è dimostrato imbattibile, invece le corse e i cavalli sono fatti per fare l'uomo bugiardo. I cavalli sono questi, Sappa Lambrosio era la cavalla da battere, io pensavo una piazza sinceramente, anche se in cuor mio vedevo la cavalla in allenamento che andava bene, tante cose, nonostante abbia avuto una piccola influenza, perché sembra che ci sia un virus in circolazione, e probabilmente anche la Sappa Lambrosio ne ha subito e ne ha avuto più, cioè non è riuscita a superarla come è riuscita la mia. La cavalla c'è, la cavalla è la cavalla che ti avevo detto la volta scorsa, è la cavalla che ho scelto io dal catalogo. Non so se sono colpi di fortuna, ovviamente, per carità, perché dal catalogo leggi tante cose, leggi pedigree, genealogia, tutto quello che vuoi, però alla fine è il palo quello che mi dà i risultati e mi dice tutto. Certo, ha parlato di fortuna, la fortuna Sì, aiuta, no. la fortuna aiuta gli audaci, lei non ha mai mollato in questi anni e questo penso sia anche il giusto riconoscimento a un proprietario che da anni investe tanto sui cavalli. Si è ritornato su una Clos dove sappiamo come era andata, quindi complimenti a voi, a tutto il team. Prima volta a Turritano, giusto? Prima il Turritano, Sì. però è il secondo che vinco con Fiori. Sì, l'ho ricordato, a Chilivani con Calaluna. Di Calaluna. Complimenti. Vabbè, grazie. Bene, abbiamo sentito il signor Giuseppe Solinas, a cui facciamo i complimenti a tutto il team di Calaginepro, da rivedere Sappa Lambrosa che è sembrata un po' spenta nel seguire i parziali e niente, ovviamente cavalli imbattibili non ce ne sono, lei era imbattuta in Sardegna, veniva da 3 vittorie, mentre resta imbattuta a Calaginepro. Però il programma offrirà sicuramente rivincite e possibilità di conferma per entrambi e anche per gli altri che comunque avranno anche loro modo e tempo di farsi valere. Passiamo all'altra corsa a clou del convegno, una classica dell'estate sassarese, ovvero l'handicap per cavalli puro sangue inglese di 3 anni e oltre, il Palio dei Candelieri alla sua seconda edizione, corsa che si è disputata sui 2000 metri. Dove la San Giuliano ha optato per uno schema tattico anche abbastanza prevedibile, mandando la generosa operaia, come l'ho chiamata simpaticamente, ma sicuramente una gran cavalla, Crastu dell'Algher, che sin dal via ha dettato il ritmo e i tempi della corsa, mentre si può notare dove staziona Bunora dell'Algher in fondo al gruppo, in penultima posizione che precedeva Valenti ad hoc. Si entra al primo passaggio, sempre Crasto dall'Algher davanti, a contatto cerca di mantenersi Angeliu, Bello di Toni, all'esterno la progressione di Dorquin, il Cospiretto si manteneva all'interno, mentre più staccati di Pinto e Bunora dall'Algher. Addirittura opposta alle tribune, dove Crasto dall'Algher, che aveva in sella Federico Sanna in sostituzione di Monta, di Andrea Deias, gestisce i parziali, lo vediamo qua allungare su Conspirator, sempre Angeliu, Bello di Toni, inizia anche la lunga rincorsa di Pinto, mentre Bunora dell'Alghera addirittura è penultima quando si entra in curva, sceglie percorso largo di Pinto, mentre davanti Crasto dell'Algher fa sul serio, da dietro non viene nessuno, va in difficoltà anche Conspirator, Angeliu cede il passo insieme a Bello di Toni. L'unico che muove ora è Di Pinto, lo state vedendo all'esterno, mentre il Crasto dell'Alghera affronta la salita al comando sotto la fruzza di Federico Sanna, mentre all'esterno vedete Bunora dell'Algher che accende i motori e in un amen andrà a sorvolare gli avversari nel suo più classico dei suoi spunti, che è un po' la sua caratteristica, e viene a trionfare vedendo sua velocità doppia con in sella un impeccabile Gavino Sanna. Quindi vittoria per la figlia di Battle of Marengo e Rosbach, non una vittoria in carriera, mentre ci godiamo anche il replay. Beffata Crasto dell'Algher con Federico Sanna, che molto probabilmente aveva carezzato il sogno, perché qua figura davanti, guardate dove Bunora dell'Algher che in pochi tempi di galoppo si mette i piedi in testa e vola via
vola via gli avversari, bravo anche Gavino Sanna ad attendere il momento giusto, a fidarsi delle potenzialità di Bunora dell'Algher. Frusta al cielo per Gavino Sanna, che aveva concluso il tris di giornata, 17ª vittoria per quanto riguarda i giochi di Burgos in Sardegna quest'anno, quindi ottimo rullino di marcia di Gavino Sanna, la 7ª della San Giuliano per Bunora dell'Algher. Si tratta di un ennesimo successo in corse titolate per quanto riguarda i nostri standard. Aveva vinto nel 2018 il Turritano, poi aveva vinto l'anno scorso il Gran Premio Regione Sarda, quest'anno il BBA e il Palio dei Candelieri. Ma noi ci andiamo a ascoltare le voci di Gavino Sanna e quelle del signor Domenico Manca, che abbiamo visto anche, come stiamo vedendo ora nel replay, festeggiare in basso vicino alle staccionate. Vediamo esultare per questa vittoria, questa doppietta, credo sia la quarta stagionale di doppietta dopo quella del BBA d'Italia con gli stessi protagonisti. C'era stata anche quella con Baroc e a Kenta dell'Algher, insomma no, è la terza doppietta stagionale. Bene, spazio ai protagonisti quindi con Gavino Sanna e il signor Domenico Manca. Gavino Sanna, tris di giornata, fai anche tu il Palio dei Candelieri, eri in groppa, comunque una grande cavallo. Sì, grazie Bruno, così triste. Dai. Come detto te avevo una bella cavalla che aveva vinto l'ultima volta il BBA, oggi su 2000 metri secondo me anche molto meglio, infatti mi ha fatto un bel cambio di marcia, gli ultimi 200 metri mi sembrava essere appena partita. Senti, è esultato al traguardo? Sì dai, ero contento perché è una cavalla che ci credevo, è una cosa importante, ci tenevo, dai. Complimenti Gavino. Grazie. Domenico Manca, ai colori della San Giuliano, un'altra corsa che mancava al palmarès, Bunora. Dopo il Gran Premio Regione Sarda, il BBA mette in cassaforte anche il Palio dei Candelieri. Sì, diciamo che era in fieri e ce l'aspettavamo un po', o Bunora o Baroc. La sorpresa è Crasto seconda, che ci dà sempre tante soddisfazioni questo cavallo che è veramente al servizio della scuderia, della scuderia. Devo ringraziare Leonardo, tutta la squadra, i fantini che hanno contribuito a questo esploit nuovamente, e speriamo di continuare e di uscire da un impasse che abbiamo avuto in passato. Senza dimenticare che Patita si è tolto la qualifica di Maiden. Sì, esatto, sta tolto la qualifica. Non ci credevo. Comunque mi ha, diciamo, sorpreso sotto certi aspetti, ma visto ciò che è la linea di sangue che distingue Patita, possiamo sperare ancora in qualcosa di superiore, di migliore. Senza dimenticare che può restare un'ultima fattrice visto il suo pedigree. Certamente, ma infatti il nostro allevamento sta crescendo di giorno in giorno. Resta che rinnovare i complimenti alla San Giuliano e in bocca al lupo per il futuro. Grazie. Bene, abbiamo sentito anche il signor Domenico Manca, che appunto abbiamo accennato anche al successo, perché si è trattato sia una doppietta nel Palio dei Candelieri, nel senso primo e secondo con Bunora e Crasto, ma c'è stata anche la vittoria in apertura di giornata di Patita dell'Algher, così chiudiamo la parentesi San Giuliano. Patita dell'Algher che aveva in sella Nino Murru, una corsa che vedeva da 3 anni contro gli anziani, era Maiden fino all'altro giorno e trova il primo successo. Guardate come appunto a volte le corse dei cavalli in una categoria tosta, sui 1500 metri è andata davanti a scandire il ritmo Patita dell'Algher, qua inseguita da San Marcos, Pitili Joe, Luma Corno, via via gli altri, Salvia dell'Algher stiamo vedendo, mentre Nilasi, il top weight, si manteneva coperto. Patita dell'Algher è sempre davanti, anche quando imbocca, anzi completa la piegata di fondo, un po' l'hanno lasciata fare Patita dell'Algher, qua Nino Murru la fa respirare e poi va a giocarsi tutte le sue chance in retta conclusiva. Vedete Nino Murru inizia ad accompagnare da dietro, sembra che un po' tutti sul passo, Patita guadagna quel margine rassicurante e andrà a respingere anche la fondo di Nilasi nel finale, mentre per il terzo Rumba Star precedeva Red Cross.
quindi nel tratto ultimo stiamo vedendo il coast to coast completato anche bene da Patita dell'Algher che va a precedere Nirasi, Rumbastar e Krastu. Per Patita ci ascoltiamo Nino Murru. A caldo. Nino Murru, torni al successo, lo fai con Patita dell'Algher, la prima in carriera, una cosa strana che vince con gli anziani. Se lo meritava. Bene, dai, dopo tanti piazzati questa cavallina che magari non è mai stata neanche molto fortunata, però oggi bene, dai, in testa, l'ho lasciata scorrere come le vuole fare lei, curva l'ho fatta respirare, tutto bene, dai, anche parecchi chili. Sì, ti hanno un po' lasciato fare all'inizio, tu ti sei avvantaggiato, poi bene nel finale. Sì, bene, dai, nel finale un pochino ha calato, però ormai mi ero messo in salvo. Sì, era in cassaforte, complimenti. Nino. Grazie. Bene, chiudiamo il capitolo San Giuliano, rifacciamo i complimenti a tutti, non l'ho menzionato ma sicuramente merita il giusto riconoscimento a Leonardo Chiesa per il lavoro che sta facendo. Non era semplice a inizio anno, le prime corse non è che erano proprio, diciamo, perfette dei suoi cavalli, invece poi con pazienza, dedizione hanno trovato la chiave giusta per creare questo filotto di 7 vittorie di fila e presentare il materiale in ordine nelle corse che contano. Complimenti a Leonardo Chiesa, complimenti anche ai suoi collaboratori Nicola Sanna, appunto Nino Murru, complimenti al signor Domenico Manca, insomma tutta la condizione della San Giuliano. Ci trasferiamo ora agli anglo-arabi per parlare dell'edizione 2020 del Nino Calvia, cosa che ha visto il ritorno al successo di Batuman, il figlio di Rialto Erika de Pedraulpu. Ha trionfato con il Sella Gavino Sanna. Qua stiamo vedendo le prime fasi di corsa, un ritmo abbastanza blando per come un po' è la costante di queste corse sui 2000 metri per i 3 anni. Qua stiamo vedendo il passaggio di fronte il primo davanti alle tribune, dove rompe gli indugi Bim Bum Ban nei confronti di Brezza Dorada, che è stata rilevata da Bim Bum Ban, Baldo Boi, Bailami, Benito, Batuman e Barbaricino. Questo era il drappello. Addirittura apposta inizia a sveltire Batuman, che si porta sotto. Baldo Boi intanto anticipa un po' le mosse di tutti, va all'interno di Bailami che a formare una pariglia, mentre in terza posizione era Batuman, in quarta Benito e in quinta Barbaricino. Completamento della piegata conclusiva con Baldo Boi davanti nei confronti di Bailami. Qua vedremo che troverà qualche intoppo Batuman, perché Baldo Boi ha un attimino di esitazione, lui gli va addosso, ma poi Gavino Sanna si fa spazio e largo tra gli avversari e poi vediamo che si ingamba Batuman e va a trionfare anche abbastanza agevolmente. Bene anche Baldo Boi, che rimane lì a contatto al terzo, Benito al quarto, Bailami. Vittoria dunque per Batuman, come detto figlio di Rialto, derby winner Rialto nel 2013, la madre Erika de Pedraulpu è la stessa di Zimbar, anche lui vincitore del derby nel 2018. Il proprietario e l'allevatore il signor Antonio Mona, a cui vanno i complimenti per come sta proseguendo il suo allevamento, che iniziò proprio con Zimbar, proseguito l'anno scorso con Arizona Baby, che anche se non ha vinto è pluripiazzata di diverse corse, senza dimenticare che è terza all'internazionale, e quest'anno trova in Batuman motivi di sperare per le grandi corse che verranno. Antonio Cotu con questa vittoria raggiunge la 15ª stagionale, quindi un team che sta andando veramente alla grande. Bene Batuman, Baldo Boi è secondo, come ho detto ripetiamo anche l'ordine d'arrivo, Benito e Bailami. Soddisfazione credo immensa per il signore Antonio Monni, noi ce l'abbiamo ascoltato per la prima volta, prima però abbiamo sentito Gavino Sanna. Bene. Sì. Aspetta a quanto? Gavino Sanna, Nino Calvia, Batuman, ci avevi vinto al debutto, un cavallo sicuramente tra i protagonisti di quest'annata. Sì, secondo me è un ottimo soggetto. Abbiamo sbagliato diciamo la seconda corsa perché secondo me abbiamo gestito un po' male la corsa. Oggi facendolo correre un po' di rimessa e aspettandolo addirittura lui c'è un bel cambio di marcia. Sì, si è staccato bene. Sì, infatti, ha dimostrato anche di fare la distanza. No, la distanza la fa benissimo, lui ha un bel cambio di marcia. Ok, doppia, giusto? Doppia. Complimenti Nino. Grazie. Antonello Monni, Batuman, un successo un po' che continua la linea di questa
fattrice Enrica De Pietraulpo. Sì, pare di sì, dai, speriamo bene che proseguano con queste vittorie. Dopo un mese di riposo è andato bene, ha fatto una bella corsa. Grazie al team che ha saputo gestire bene, insomma. Grazie. Zimbar era alla distanza, lui ha già dimostrato di farlo. Ma è suo fratello, Sì, l'ha appunto. consigliato bene, quindi speriamo che vada meglio. Dai. Sicuramente è un buon prospetto anche per le corse che verranno. Sì, credo di sì, penso di sì. Sta bene, sano, sta bene, quindi ci auguriamo bene. Sì, complimenti Antonio perché sei Grazie. ai colori, all'allevamento e niente. Grazie. In bocca al lupo per il futuro. Abbiamo sentito Antonio Monni abbastanza emozionato e ci sta comunque, anche se non siamo una televisione ufficiale, però l'emozione davanti, anche se è una GoPro, c'è sempre. Quindi complimenti al signor Monni per davvero per come sta proseguendo il suo allevamento. Tra l'altro questa fattrice Enrica De Pietraulpo non lo tradisce mai e niente, complimenti, in bocca al lupo per il futuro. Passiamo ora all'altra corsa, la condizionata per cavalli di 3 anni, anche questa è una corsa interessante sui 1500 metri, corsa per sole e femmine anglo-araba, corsa complicata tra l'altro, anche alla vigilia era un po', si prevedeva un po' di bagarre perché c'erano molti cavalli chi alla seconda, chi alla terza uscita. Qua siamo nelle prime fasi dove Belem prendeva il comando delle operazioni nei confronti di Bandiera de Bonorva. Vediamo Michael Arras forzare per passare sui primi con Baila Bonita all'esterno Brigata dei Sedini, si manteneva a contatto Belina e via via gli altri. Addirittura apposta con Belem e Baila Bonita che proseguono in coppia. Brigata dei Sedini è già richiesta. Soffre qua all'intervallo Bandiera de Bonorva, da dietro anche Babilonias per vie interne si fa sotto, mentre davanti è sempre Belem al comando nei confronti di Baila Bonita. Ora in terza posizione cerca di ridurre il gap anche Bandiera de Bonorva, che vedremo girare abbastanza largo, così come Belina, ben cammina, insomma qua succede un po' di tutto. Ora con Belem che dà una cavallata a Baila Bonita, adesso le due arriveranno a contatto, mentre Bandiera de Bonorva, che sembrava aver trovato giusta pedalata, scatta improvvisamente danneggiando Belina e ben cammina. Mentre davanti ora Baila Bonita che trova l'azione giusta per andare a trionfare per la prima volta in carriera. Sul polo ha preceduta Bandiera de Bonorva, Babilonias e Belem. Poi verrà retrocessa Bandiera de Bonorva per aver danneggiato Ben Cammina e Belina, quindi è stata portata credo al sesto posto, al quinto, non ricordo, comunque al quarto è stata avanzata Ben Cammina. Vittoria dunque per Baila Bonita, questa figlia di Imperatore da Clodia e Isotta. Isotta è una figlia di Approach da Benz, un incrocio che sta riuscendo questo di Imperatore con Approach. La mamma Isotta vinse 3 corse in carriera, 17 piazzamenti per un totale di 9 ingaggi in carriera. Credo che era allenata anche lei da Francesco Brocca, così come Baila Bonita. Anche per il team Brocca le cose sembrano andare meglio quest'anno, 8° successo stagionale. Quindi bene la scuderia Brocca. Baila Bonita era la sua 4ª uscita, non correva da un mese dall'internazionale dove giunse quinta. È una cavalla sicuramente in crescita e che sarà protagonista anche nelle corse che verranno. Noi ci andiamo a sentire nell'ordine per questo successo di Baila Bonita, che fa parte di un team di proprietari, come state vedendo, tutti ben felici e contenti al tondino, credo una delegazione di Sedilo. I colori facevano capo al signor Costantino Pudu. Noi ci andiamo a sentire Michael Arras, Francesco Brocca e il signor Corda, che è appunto socio proprietario di Baila Bonita. Qui. Michael Arras porta al successo Baila Bonita, una corsaccia. È un po' una corsaccia perché sono per ritardare un po' le nostre gabbie, ho visto. Che l'ho fatta recuperare le prime posizioni qui subito in curva, però poi ho provvisto sempre bene. Senti, si è preso un po' di cavallate addirittura, però sì. gli ha agito bene. Senti, ti abbiamo visto forzare un po' all'inizio, proprio per prendere Per prendere la posizione, perché le gabbie sono un po' aperte male, devo cercare di andare a prendere la testa da subito. Ok, bravo Michael, Grazie. complimenti. Francesco Brocca e l'allevatore, il signor Corda. Baila Bonita, una cavalla positiva nelle sue recenti prove e ho già dimostrato anche quello che vale. Francesco. No, non è la sua distanza.
l'abbiamo provata a precipitarla, ma non è la sua distanza. Una cavallina ancora deve maturare, deve completarsi. Sulla distanza penso sia migliore. Senti, il Coglio comunque un bel successo, una corsaccia, perché era una cosa molto difficile per come si era messa. Insomma, anche Michael ci ha detto che le gabbie sono aperte un po' in ritardo, quindi vale doppio questa vittoria. Benissimo. Per C'era te, un po' di casino, però è andato bene, dai. per te l'ottava vittoria in stagione, stai sempre migliorando. L'anno scorso erano 5, quest'anno già 8, quindi complimenti Francesco. Grazie. L'allevatore, penso la prima vittoria. Sì, la prima vittoria. Sapevamo che aveva tutte le carte in regola per fare bene, aspettavamo la vittoria, poi Francesco ci diceva che lavorava sempre bene, a noi e a tutta la società Baila. Perché Sì, adesso la riprendiamo. Eccoli là. Siete molto carini. Siamo molto contenti e speriamo che continui a fare bene perché se lo merita. La scelta di imperatore per curiosità. Ma un po' per spezzare il sangue, ecco, per uscire dal solito la mamma e figlia di approach. Volevamo provare a spezzare il sangue con un cavallo, insomma, portato da fuori. Diciamo. Sì, proprio totalmente diverso dalle nostre linee. Diverso. Ha dato i suoi frutti, Sì, credo proprio di sì. Anche perché è una cavalla in progresso sicuramente. sicuramente. Avrà tanta da migliorare. Complimenti a tutti. Grazie. Abbiamo visto appunto tutta la connection di Balia Bonita, a cui noi facciamo i complimenti per questo successo. Passiamo all'altra corsa interessante che era il premio Agriturismo Montentosu, corsa sui 1500 metri per anglo-arabo di 4 anni e oltre. Le ostilità sono state aperte da Violele Dac, che come di consuetudine si portava al comando, subito Altani Leghenta, Artigiano, che poi farà pariglia con Violele Dac per buona parte della corsa, mentre Venere si manteneva lì con in sella Gavino Sanna in quarta posizione insieme ad Aster. Addirittura opposta, sempre Artigiano all'interno e all'esterno Violele Dac, i due danno vita a dei parziali davvero tutt'altro che trascendentali. Alla rincorsa Altani Leghenta, mentre viaggia in mano Venere e Aster, più staccati gli altri. Curva conclusiva con Artigiano sempre davanti nei confronti di Violele Dac, ora verranno entrambi attaccati e sorvolati da Altani Leghenta e Aster, con Venere che si manteneva a tiro, mentre vedete quello in quinta posizione Astra Leghenta che disarcionerà Sandro Gessa. Era anche atteso Astra Leghenta, adesso qua rivediamo anche la caduta di Sandro Gessa che ne avrà per 2 mesi. Facciamo un in bocca al lupo a Sandro. La corsa nel mentre è proseguita, Altani Leghenta all'interno, Venere all'esterno, in mezzo c'è Aster, si ingaggia, i due danno vita a un testa a testa con Altani Leghenta che non molla di 1 centimetro, ma alla fine la spunterà di un'incollatura a Venere che centra la sua prima vittoria stagionale, la 7ª in carriera, per l'allevamento della signora Tetta Carinu, che abbiamo visto anche trionfare qualche settimana fa con Talete Sardo, che ricordo è il fratello uterino della madre di Venere. Quindi complimenti ai proprietari e agli allevatori per questi 2 cavalli. Bene Venere, quindi 7 vittorie in carriera per lei, per la figlia di Ispanico Sauro e appunto Miriam. Bene anche Altani Leghenta che non correva dallo scorso inverno, è rientrato bene, quindi può essere anche lui protagonista delle corse che verranno. Aster si è riconfermata in questo inizio di stagione, ha fatto dei validi piazzamenti, mentre al quarto ha concluso un sorprendente Zavidora, da tenere in considerazione anche questo per le prossime corse. Quindi complimenti a tutti i componenti della vittoria di Venere. Gavino Sanna con Venere, insomma c'è un bel feeling con questa cavalla. Dai, sì, è una cavalla che la conosco bene e anche qui a Sassari è una pista che gli piace, ci ha sempre corso bene, ci ha vinto sempre, con me mi sembra le ho vinte 2 o 3, quindi oggi c'è stata una bella andatura, lì a lei gli viene bene così perché c'è un bel cambio di marcia, ha aspettato addirittura, tirato fuori e ha fatto il cambio di marcia. Sì, complimenti Gavino. Grazie. Chiudiamo con Sassari e ci ascoltiamo le parole di Luigi Carli, nel mentre ci vediamo anche la corsa di Angelo delle Baie, che ha trionfato nell'ippodromo francese le Teste de Bush, un fondo arabo che hanno acquistato. Insomma, ci racconta un po' la storia e noi ce la sentiamo. Luigi Carli. Ciao Bruno, niente, la storia di questo cavallo è un po' così buffa, perché l'anno scorso mi chiamò Maurizio Guarnieri, che è senese come me, però è 4-5 anni che già allena in Francia, e mi disse che era stato in un allevamento, aveva visto un cavallo anglo-arabo, gli piaceva molto e se avevo intenzione di prenderlo insieme a lui.
gli ho detto di sì, però la parte simpatica è che il cavallo non era Angelo della Baia, ma era un altro, era un cavallo a fondo inglese che si chiama Bodajant. E poi è successo che io tutti gli anni vado a quella rassegna, il Grand Show che c'è a settembre, alla Festa de Bush, e durante questa rassegna, visto c'è il catalogo, il libretto, io avevo così, anche per curiosità, segnato un po' di cavalli, fra i quali c'era anche questo Angelo della Baie, e Guarnieri è uno che quando sceglie, niente, abbiamo visto sto cavallo, l'ha colpito molto, solo che noi, insomma, il cavallo che si voleva comprare si era già comprato, e alla fine ci siamo guardati e Maurizio si è detto dai, compriamo sto cavallo. E peraltro la storia di Angelo è cominciata male, perché ha avuto subito, proprio dopo 2 o 3 giorni che si è comprato, un contrattempo che l'ha tenuto un po' fermo ai box, per cui il cavallo è andato in doma, che noi si è comprato a settembre, è andato in doma i primi di gennaio, è rientrato alla scuderia di Maurizio Guarnieri verso il 12 di febbraio. Quindi lui, quando ha debuttato a metà maggio, aveva 3 mesi di lavoro sulle gambe. Debuttato, è arrivato dietro, la seconda corsa che ha fatto ha vinto. A mio giudizio il Fantino ieri è stato determinante, poi la prima volta metteva il paraocchi e il cavallo è andato bene. Il Fantino montava molto bene, perché se hai visto il filmato della corsa il cavallo è ancora un po' caratteriale, ancora un po' verde, ancora un po' ondeggia, insomma sicuramente non è un cavallo che può essere montato da tutti i fantini, ci vuole una monta un po' che lo sappia assecondare e che non lo contrari troppo, altrimenti è un problema. E niente, in poche parole questa è la storia di Angelo della Baia. Chiaramente il cavallo ha una genealogia super, la particolarità che insomma uno dei pochi dubbi che c'avevo è che è il primo prodotto della frattrice. Di solito i primi prodotti non sono mai particolarmente buoni, però a questo giro invece sembra che il cavallo vada veramente bene. Bene, complimenti a Luigi Carli, al trainer Maurizio Guarnieri, quindi un bel successo all'italiana questo di Angelo delle Baie. Andiamo a Follonica per andare a vedere le corse che ci sono state il 14 agosto. Ci andiamo a vedere la vittoria di Villana, che ha trionfato per la seconda volta in carriera questa figlia di Grontes e Naiba. Ricordo che Villana è l'unica cavalla figlia di Grontes in attività, l'unica rimasta a quanto pare. Sta crescendo di condizione corsa dopo corsa, sicuramente una cavalla voltata alla distanza, un po' la caratteristica di tutti i figli di Grontes, che molto probabilmente volevano tutti aspettati, perché comunque qualcosa di buono l'aveva fatta vedere. La corsa ha visto davanti Spartaco da Claudia, Zodiaco da Genta, il top weight Forbando un percorso e Vanda, mentre in schiena al gruppo viaggiava Villana, che aveva in sella Mario Sanna. Qua si entra nell'ultima piegata con Villana che muove decisa all'esterno e andrà a sorvolare i 4 rivali, approfittando anche del pesetto, perché comunque c'erano più di 10 kg di differenza, conformando un percorso che viene attaccato da Villana e nulla può alla progressione della figlia di Grontes, appunto portacolori del signor Roy Perinti, quindi complimenti anche a Simone Mereu che era al training, bravo Mario Sanna. Al secondo formando un percorso, al terzo è rivenuto Zodiaco de Ghent, al quarto ha concluso Vanda. Passiamo ora all'altra corsa, che era la Maiden per anglo-arabo di 3 anni, dove non ha deluso i pronostici Bagoga, che era anche abbastanza appoggiata al betting,
la lieva di Francesco Caria, un altro successo per Tremendo, dopo quelli di Angelo Rosso e Rodrigo Baio. Trova il successo anche per Bagoga, questa 3 anni, nata e allevata in Sardegna, figlia di Pantosco e Last Wind. Last Wind, per chi segue il galoppo sardo, se ve la ricorderete, è stata una cavalla positiva sia a 2 anni che a 3 anni, ha vinto 5 corse in carriera, una figlia di Cerasa Folla e Ciaffa, proviene dall'allevamento Gattu. Quindi un bel pedigree in questa Bagoga, allevata però dal signor Lorenzo Canalis di Pattada, a cui vanno i complimenti. In sella c'era Salvatore Suras, qua stiamo vedendo l'ultima piegata dove si isola nettamente Bagoga e vince per dispersione la cavalla appunto sellata da Francesco Caria. Qua allunga facile Bagoga e chissà che questa vittoria non la lanci magari in qualche corsa in Sardegna. Si ricorda che c'è il Gran Premio Sardo per la corsa internazionale del 5 settembre, insomma. Se vorrà misurarsi ci sarà la possibilità per Bagoga. Al secondo ha concluso Bosuana Bella, al terzo il debuttante Bomber de Moles, al quarto l'altro debuttante sempre del team Carli, a Paui. Quindi complimenti a tutto il team per questa vittoria di Bagoga. Siamo in chiusura, vi faccio vedere anche il trionfo di Coffettano Pontadura, anche lui al secondo successo consecutivo, ci aveva girato attorno da parecchio, insomma dopo 15 tentativi in Italia ha raggiunto 2 vittorie di fila. Un cavallo molto interessante, un figlio di Ragged Time Pontadura, come ho detto la volta scorsa, è stato uno stallone che purtroppo è durato poco a Ozieri, che sicuramente aveva il sangue per generare incroci davvero interessanti. Quindi complimenti per questa vittoria Coffettano in Pontadura al signor Amedeo Catassini che ne ha i colori. In sella il sempre affidabile Giuseppe Cegovic. Stiamo vedendo le battute finali dove davanti c'era Vicky Fortuna, che poi si dovrà arrendere alla progressione di Coffettano in Pontadura. Al terzo e al quarto posto vedremo sono finiti i compagni di allevamento. Volcan de Bonorva a precedere, Spartana de Bonorva qui nel tratto ultimo si stacca. Coffettano in Pontadura per avere ragione Vicky Fortuna e poi vedremo arrivare quasi inseparabili Volcan de Bonorva e Spartana de Bonorva finiti vicinissimi. Quindi questo è il tutto per quanto riguarda Follonica. Niente, credo di aver detto tutto, di non aver dimenticato nulla. Ora le corse saranno lunedì 24 agosto, venerdì partenti, quindi noi ci vedremo per raccontare la prima giornata di questa nuova riunione all'ippodromo Dorio Dato Meloni. Ricordiamo a porte chiuse finalmente, quindi il pubblico a quanto pare, a quanto si evince, potrà di nuovo godere dello spettacolo del corso al galoppo. Per quanto riguarda l'isola che galoppa ci sentiremo molto probabilmente venerdì prossimo, quindi appuntamento al venerdì prossimo per raccontarvi tutto ciò che accade a Chirivani e anche un po' in giro per l'Italia. Un cordiale saluto a tutti e grazie sempre per il seguito che mi date. Per restare sempre aggiornati sul galoppo sardo e non solo, metti mi piace alla pagina Facebook ufficiale SponRiver.biz e iscrivetevi al canale YouTube SponRiver Biz Channel.